Daniele Toniolo, presidente di CIA Veneto, ci ha parlato della sburocratizzazione delle imprese agricole. Credo che una valutazione della Confederazione Italiana Agricoltori rispetto alla burocrazia sia un giudizio negativo che esprimiamo, perché nonostante il governo abbia sbandierato la semplificazione, per quanto riguarda l'agricoltura ancora nulla è arrivato, in quanto l'azienda agricola, anche nel momento in cui presenta una singola domanda, deve presentare decine e decine di documenti. Noi crediamo che la sburocratizzazione, se vogliamo semplificare la vita delle imprese, sia un passaggio determinante. E possiamo anche sottolineare il fatto che non dipende da Bruxelles, come qualcuno ci viene a dire spesso, ma dipende dallo Stato centrale e molte volte dalla regione stessa, perché oramai è diventata insostenibile. Basti pensare che sull'agricoltura, e quando dico sull'agricoltura coinvolgo gli enti pubblici ma anche le organizzazioni professionali e un po' tutti, 1 milione di addetti, 1 milione di persone che si interessano all'agricoltura, un addetto, un coltivatore che lavora, qualcosa che non è più sostenibile. Toniolo ci ha parlato anche della politica agricola comune in Europa. Avendo poche risorse, è necessario agire in modo sinergico. Alcune cose vanno dette rispetto alla politica agricola comune che fra qualche mese, quindi fine giugno, primi di luglio, entrerà nel pieno della discussione e potremo discutere le misure. Siamo molto preoccupati come organizzazione. Il primo perché le risorse che sono a disposizione sono poche e poi la distribuzione all'interno dell'Europa a 27 diventa ancora penalizzante. Va ricordato che il Veneto, a differenza di altre regioni, rischia di essere la regione in cui arriveranno meno risorse alle imprese agricole per un meccanismo complesso che non vale la pena di spiegare, ma che tiene conto dei terreni coltivati e dei capi allevati, per cui credo ci sia la necessità di muoversi. A livello nazionale è necessario fare sinergia non solo con le organizzazioni professionali agricole ma anche con le istituzioni. Il ministro Catani è un ministro molto competente perché è un tecnico, uno che ha vissuto molte le vicissitudini europee, credo che debba essere sostenuto per fargli aumentare anche quel peso politico di cui noi abbiamo bisogno. Se da una parte la semplificazione burocratica è ancora lontana, pur essendo necessaria, il mondo agricolo attende luglio per conoscere le nuove misure europee.